12 uomini della Polizia di Stato solamente inviati come rinforzi estivi, rinforzi che giudichiamo ridicoli. Ci sentiamo presi in giro dal Ministero dell'Interno, denuncia il sindacato di polizia. Sono state destinate solamente 12 unità di rinforzo per la stagione estiva dal 20 luglio al 20 agosto, quando solamente a Chioggia ce ne vorrebbero 15. Numeri mai visti prima, denuncia Armelao? Pochi anni fa ne arrivavano una trentina, a Jesolo ne andavano 15, a Chioggia ne andavano 6-10. Ripeto, probabilmente da quello che si sente dire, probabilmente il commissariato di Chioggia non arriverà nessun uomo, nessun rinforzo, e quindi il commissariato di Chioggia con il personale a disposizione dovrà fronteggiare, ovviamente non dico un'emergenza, ma sicuramente un aumento spropositato dovuto appunto alla presenza di turisti. C'è sempre tra virgolette il problema di Conetta, sappiamo che la vigilanza del commissariato di Chioggia va anche su Conetta per la presenza di profughi, sicuramente 2/3 in meno rispetto all'estate scorsa, però comunque i cittadini chiedono presenza sul territorio. Di qui l'appello al neoministro dell'Interno, ai parlamentari veneti, ma anche ai sindaci dei territori maggiormente interessati. È chiaro che Salvini è arrivato da poco e non può sicuramente risolvere tutti i problemi, però questi numeri non si erano mai visti. Pensiamo solo che la Polizia di Frontiera, che è ovviamente anche lei sotto organico, manderanno solo 6 agenti che andranno ad occupare un posto per ogni turno, quindi una persona andrà a coprire in parte forse il personale che andrà in ferie, perché parliamo di rinforzi estivi con personale che deve fare le sacrosante ferie. Questi numeri sono completamente insufficienti, è una presa in giro. Mi appello oltre al ministro Salvini anche ai parlamentari eletti nella provincia di Venezia.